Blindo Studios presenta. Pronto? Pronto, buongiorno signora, che c'è Fabio? No. No? Senta, è la moglie? Sì. Buongiorno, gli avrà parlato di me, sono Giuseppe rompi il mazzo. Gli ha detto nulla? No. Ho capito, per Natale non gli ha detto nulla? No. Chi è lei, scusi? Giuseppe, sono un vecchio amico di Fabio, insomma ci siamo ritrovati 2 settimane fa dopo tanti anni, no? Così, come va, come non va, hanno detto un po' di cose, poi lui mi ha detto, perché non tu vieni da me per Natale? Per Natale tanto insomma siamo qui, ci sta a posto, venite a dormire te tutta la famiglia a mangiare fino a Befana, da Natale a Befana. Ho detto, ma Dio mio, so io, la mia moglie, 2 figlioli, un pochino insomma. No, guardi, a me non mi ha detto niente. C'è il cane, la nonna, dice venite tutti, non c'è problema, venite tutti. Io ho detto aspetta, ti darò la risposta, ma dai il numero. Allora io l'ho richiamata signora appunto per dirgli che noi si è deciso di venire. No, guardi, lei non viene perché a me Fabio non mi ha detto niente. Mi ha detto, dice, si fa un bel pranzo di Natale, venite tutti quanti, non c'è problema, poi la notte vi dormire, vi si dà il letto, così. No, noi detto addirittura questo. non abbiamo posto assolutamente, guardi, lei Ma posso, signora, lui mi ha detto che c'aveva un letto matrimoniale, è vero? Sì, certo, ma quello quando l'ho dato a lei non ce l'ho io poi. Vabbè, lui ha detto, dice, con la mia moglie mi arrangio, mi ha detto. No, guardi, a me mi dispiace, Fabio non mi ha detto niente. Signora, guardi, io non so mio come ragione, forse se ne sarà dimenticato di aver fatto questo invito. Mi scusi, lei come si chiama? Io mi chiamo Giuseppe Rompi il Mazzo. Sì, rompi il mazzo, sì, ho capito. Senta, lei non viene assolutamente perché io non l'accetto. No, signora, io lo chiedo a Fabio, voglio dire, ma che ci stiamo bevendo il cervello qui, non so, mi dice le cose poi uno dice alla moglie, cioè lui ha sbagliato, perché lo doveva dire a lei. Lei è la donna che fa da mangiare, la donna di casa, insomma. Infatti, ha capito. Io ma lui mi ha detto, la mia moglie è brava, fa da mangiare, buono, è brava, accogliente, dice venite, ci sa il letto, ci si arrangia, insomma, in qualche modo. Io ho la nonna pisciosa, ho 2 figlioli molto... Sì, e io ho un par di coglioni. C'ho un par di coglioni, ma incredibile, ma aspetta, questa va richiamata, c'ho un par di coglioni la signora. La nonna pisciosa è stata la goccia di piscio che ha fatto traboccare il vaso da notte. La nonna pisciosa l'ha mandata veramente. Pronto? Oh signora, ma guardi, lei ha detto che c'ha coglioni. Io ho la figlia io, allora, signora? C'ho la vagina. Si fa scambio, non che dire. Ecco, ora lei non sta parlando con nessuno perché evidentemente è sola in casa, altrimenti non sento nemmeno grandi botte. Tum. Hanno suonato. Oh, via, sentiamo di lei, via. Chi è? Dica, chi è? Forse lo sa. Questi forse è il marito che arriva. Sentiamo se arriva. Suonare hanno suonato. Sentire dei passi. Giù, chiuso la porta, è entrato. Ecco che parla. Ma questa sta piangendo. Lo senti? Io sento una che piange in sottofondo. No, questa piange. Ma di che? Ma perché? Sta raccontando questa telefonata, ma non sta raccontando piangendo. C'è anche un cane. A me sembra una voce molto... Ma come mai? Senti. Il telefono. Incredibile. Tutta più uno ride. Senti, la voce rotta. Il telefono. Ma io non so, non capisco. La signora c'aveva
I coglioni, aveva detto. Ma insomma, è un lamento questo qua. Però, ecco, sento un'altra voce ora. Non è una voce maschile. Ma è incredibile, ma io non volevo far piangere nessuno, sia ben chiaro. Ma poi era una situazione così stupida. Ma poi mi la rompi il mazzo. Ma che si piange per questo? Non fate di peggio. Io non so che dire, ma... Nessuno viene al telefono. Ora fra poco mi scade anche il tempo. La cosa è intrigante, scusa, ma mi stupisce anche. Boh. Ma sento ancora questa voce piagnucolosa. Io a questo punto devo abbandonare la presa. Cioè, come ricostruisco, entra una persona in casa di sesso femminile, perché non si sente voce maschile, ho sentito per un attimo una voce femminile più ferma, quindi non era quella piagnucolosa, e un cane che ha fatto bau bau a un certo punto, e basta. Si sta riprendendo? Sta riprendendosi, dai. Papà, sono due donne che parlano. Vabbè, a questo punto io devo lasciare. Ma basta, insomma, ma cos'è sto piagnolio? Io non lo so, io non voglio far piangere mai nessuno durante il sondazzo, ci mancherebbe. Incazzare magari sì, ma piangere, no? E se lo a me è sembrato così. Poi anche voi farete le vostre considerazioni, non so che altro dire. A questo punto mi sono commosso anch'io, non è possibile. Questo matrimoniato mi ha detto la famiglia rompe il mare. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne importa un... Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete il...